Euroregione News. ASP Daniele Moro, ampliamento positivo. Inaugurato il terzo piano dedicato alle disabilità gravi dal presidente dell'ASP, Beniamino Frappa. Interventi anche da parte dei sindaci di Bertiolo, Camino al Tagliamento e Codroico. Allora, giornata importante perché, come dicevo prima durante l'inaugurazione, un altro tassello si è aggiunto al mosaico di eccellenze che l'ASP Daniele Moro. Questo terzo piano, comunità alloggio e centro diurno per persone con gravi disabilità. L'azienda, ben radicata nel territorio, ancora una volta dimostra di non essere immobile, ferma, bensì sempre aperta alla ricerca di nuove specializzazioni, di specializzazioni sempre più forti, rivolto in poche parole alle nuove esigenze di questo nostro territorio, di questo nostro Medio Friuli. Mi riallaccio alle parole del presidente dell'ASP, è una struttura che evolve, è una struttura molto importante e anche questo terzo piano che ospiterà appunto i casi gravi e gravissimi è qualcosa che noi amministratori di tutto il Medio Friuli, e qui mi sento di rappresentare proprio gli amministratori di tutto questo territorio, plaudono a questo diciamo punto di partenza in questo servizio sempre più necessario e che appunto servirà tutta anche la nostra zona e per questo diciamo siamo veramente grati a tutta questa attività svolta dall'ASP Ente Moro con grande professionalità ed essere arrivati in questi tempi, anche rispettando i tempi come da cronoprogramma, all'apertura, alla messa in funzione di questo importante reparto. L'ASP Daniele Moro testimonia ancora una volta che l'integrazione dei servizi sociosanitari è fattibilissima nel momento in cui vi è una volontà concreta di mettere allo stesso tavolo azienda, ente, amministrazioni e terzo settore. Al terzo settore in particolare mi rivolgo, poiché sappiamo che il volontario dà il suo indispensabile aiuto solo se sente che chi rappresenta la mano pubblica è veramente disposto a sfruttare il tempo che lui toglie alla propria famiglia per dedicarlo agli altri. Il terzo settore è presente nell'ASP Moro ogni giorno e quindi questo è l'ennesima testimonianza di come questa azienda sappia essere un effettivo punto di riferimento per tutto il territorio del Medio Friuli e per questo motivo non posso che ringraziare e complimentarmi con il presidente Frappa, con tutto il consiglio di amministrazione e con tutti i dipendenti di questa eccellenza del Medio Friuli. 10 nuovi posti di lavoro per una collaborazione rinnovata con l'azienda sanitaria che noi abbiamo fortemente contestato, che è l'azienda sanitaria 3, in un panorama, quello del Medio Friuli, che subirà un ulteriore mutamento da qui a qualche settimana. Io ringrazio i colleghi sindaci che hanno presenziato a questa importante inaugurazione, che non è solo l'inaugurazione a favore delle famiglie, a favore di un servizio dato a una comunità che è quella del Medio Friuli, ma è un simbolo di un impegno che si è visto nascere e crescere assieme all'azienda sanitaria per quanto riguarda la delega alla disabilità e dei servizi sociali e socioassistenziali. Una nota di rammarico invece per l'assenza di numerosi sindaci o assessori da essi delegati, perché questo territorio comprende e fornisce servizi a 11 comuni. Non è possibile né pensabile che tutti questi sindaci che oggi sono mancati a questo importante momento, che come ho detto prima è un momento simbolico, non abbiano presenziato nell'interesse delle persone che sono affette da disabilità. Questa è una cosa molto grave che non è tollerabile né dal punto di vista amministrativo né tantomeno dal punto di vista politico. La disabilità non ha colore politico, così come non l'ha il sociale e non l'ha la salute dei cittadini. Quello che vedete alle nostre spalle è una realtà che è stata costruita prima che noi diventassimo sindaci e che deve durare dopo che noi avremo finito di fare i sindaci a favore di un territorio. Questo probabilmente
molti non l'hanno capito e sono quelli che oggi hanno deciso motivatamente e coscientemente di non presenziare a questa riunione. Giudico questo comportamento fortemente lesivo nel confronto e nel rispetto dei lavori degli operatori, che sono molti, che lavorano in questa struttura e anche nelle strutture distrettuali della Pannocchia, e contro i volontari che, come hanno ricordato altri colleghi prima di me, svolgono in maniera numerosa la loro attività a favore di queste persone che sono meno fortunate di noi. Auspico per un futuro che spero sia migliore del presente una forma migliore e rinata di collaborazione, perché senza la collaborazione e la condivisione degli interessi in campo sociale non potremmo costruire nulla di nuovo, e tutto quello che è stato creato nel passato è destinato a finire, e a finire molto male. Mi riferisco soprattutto a quanto sta accadendo in queste ore per quanto riguarda i servizi sociali. Sappiamo che 3 sindaci o 4 si ritrovano fra di loro non comunicando nulla a tutti gli altri. Sarebbe come dire che il direttore dell'azienda sanitaria 3 non comunica ai sindaci la volontà di fare un investimento di 4 milioni di euro su una struttura che insiste in comune a Codroipo. Sarebbe qualcosa di impensabile, perché questa è una scelta che va condivisa, va concordata e soprattutto messa nero su bianco con il coinvolgimento anche delle opposizioni, siano esse consigliari, siano esse in Consiglio regionale o in Parlamento. Il quadro politico nazionale è mutato, muterà fra qualche settimana anche quello regionale, comunque vadano le elezioni, e di questo auspico che tutti quanti ne tengano conto, altrimenti ci comporteremo di conseguenza. Terzo piano, ho detto comunità alloggio e centro diurno per persone con disabilità. Potrà ospitare 16 persone a pieno regime e darà lavoro, l'ha già detto il sindaco Marchetti, a 10 persone, rispetto di un lavoro sano. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.